amici, buongiorno. Oggi sono in montagna. Mi sembrava doveroso dopo 2 video fatti sul mare e oggi proporvene uno sulla montagna. Sono a Campogrosso, qua dietro di me c'è il rifugio e adesso proverò a fare una salita verso il Carega. Vediamo come andrà la giornata, vediamo come reagiranno le gambe e spero di essere pronto, spero di essere in grado di fare questa cosa. Lo vedremo solo vivendo, solamente facendo esperienza. E niente, io mi incammino. Ciao ciao. Qualche metro dopo il passo di Campogrosso e il rifugio inizia proprio la salita verso il Carega e da qui inizia il mio sentiero e cercherò di affrontare il Carega con molta parsimonia, molto rispetto, cercherò di essere il più regolare possibile e cercherò di arrivare alla vetta. Già che c'ero, per non farmi mancare nulla, all'inizio del sentiero ho visto anello storico e niente, mi sono messo a camminare su questo anello storico. Molto bello, ci sono postazioni della Grande Guerra e devo dire che è anche molto emozionante. Dai, durante la giornata credo che dirò ancora molte sensazioni, racconterò un po' questa esperienza e speriamo questo video vi piaccia. A questo punto io decido di lasciare l'anello storico e faccio Sentiero delle Mole, passo Buse Scure, rifugio La Guardia e salgo di qua. In cammino mi sento abbastanza bene, dai, credo che le gambe rispondano. Oggi dovrò chiedere molto alle gambe, dovrò chiedere molto al fiato, dovrò mettere alla prova la mia persona, ma sono qui apposta. Eccomi alle Buse Scure a 1455 metri e dai, tentiamo la salita al rifugio Fraccaroli, 2 ore e 55, vediamo, dai, potrei anche farcela. Avanti tutta. Allora, la sensazione è buona, avverto serenità, avverto molta pace, molta tranquillità, solo che adesso mi sa che dovrò mettere il 4x4 alle gambe e alle scarpe, perché credo che la storia incominci a farsi importante. Ho preso la strada del Bolle dei Fondi e vediamo un po', dai. Tanto godiamoci questo panorama meraviglioso delle piccole Dolomiti.
Boae dei Fondi, 1690 metri. Bocchetta Fondi a 1 ora e 10, il rifugio Fraccaroli e Cimacarega a 2 ore e 15. Beh, dai, penso che proseguirò questa avventura finché le gambe tengono, finché il morale è alto, e devo dire che man mano passano i chilometri e comincio ad aumentare il dislivello. Diciamo che mi pervade una sensazione di fiducia. Allora, la scorsa volta che sono salito in montagna vi parlavo di consapevolezza. Oggi la consapevolezza comincia a diventare fiducia. Ecco, quindi io proseguo. Sembra che il paesaggio sia uno spettacolo. Non mi resta altro che proseguire. Ragazzi, si sale. Qui credo di essere arrivato in un bel punto panoramico con dei ragazzi. Qua vi riprendo perché vi ho fatto una bella sfacchinata anche agli altri. Ah, cosa ho avuto che sia. Comunque, buongiorno. L'unica cosa che ho in mente adesso è una bella diretta, non so gli altri. Se fosse caldo sì, ma questo fresco che vuoto non mi stimola. Ah, se fresco, va bene. Capisco. Se viene fuori il sole sì. Capisco. Adesso questo qui è un bel caffè caldo. Ah, sì. Bene, la sosta Bocchetta Fondi è stata fatta. Anche il ragazzo qua, amico Mirko, andiamo su a Fraccaroli. Io proverò a seguire questi ragazzi qua della Gamba Buona e vediamo se riesco a starci dietro. Questo è il Vaio dei Colori. Adesso penso che dovrò andare su di qua. Vediamo. Dai, qui dietro di me c'è Fraccaroli, quindi diciamo che per oggi ci sono arrivato. Qua invece è lo spettacolo che c'è da sta parte. Dai, sono soddisfatto. Anche gli altri, bravi, ma gli altri sì, a metà della corsa adesso. Forza e coraggio. Amici, signore, signori, madonne e vari astanti, posso dire che anch'io sono arrivato alla cima del Carega e da neofita posso dire di essere contento, soddisfatto. Avete domande da pormi voi qui intorno? Lo rifaresti già domani? Sì. No, ma immaginavo che mi avrebbe accolto una grande folla qui su. Infatti, grazie a tutti veramente. Adesso chiederò a questi ragazzi qua se gentilmente mi fanno una foto, perché voglio lasciare ai posteri questo evento, insomma, che può succedere raramente, ma quando succede è una goduria per tutti.
mettete ad imperitura memoria che sabato 4 settembre 2021 io sono arrivato qui a Rifugio Fraccaroli e sono molto soddisfatto, e devo dire che ho conquistato anche la cima del Carega. Mi sono bevuto una birra, mi sono mangiato un panino con lo speck e molto bene. Adesso dovrò tornare giù a Campogrosso, ci metterò il tempo che ci vuole, però intanto sono grandi soddisfazioni. Molto bene, allora vetta Carega conquistata, pausa ai Fraccaroli fatta, panino con speck e formaggio e una buona birretta, e adesso tocca tornare per la stessa strada da cui sono salito. Mi rompe un po' le balle perché non amo mai tornare per la stessa strada che ho fatto, però tant'è, e si prosegue avanti. Allora, che sia noto a tutti che io in discesa non è che sia una gran gamba, e niente, ero tanto sereno quando stavo risalendo da questo viaione in salita quanto sono un po' teso adesso durante la discesa. Comunque resisto e vado avanti un passo alla volta. Allora, notoriamente in discesa sono impacciato e goffo come un ippopotamo, però questa volta ho trovato il coraggio e il passo per fare questo bel ghiaione e sono veramente contento. Adesso seguo i segni biancorossi e credo che questa strada mi riporti giù, insomma, al rifugio di Campogrosso. Dai, mi stavo mettendo a piangere all'inizio della discesa, poi ho cominciato a prendere equilibrio e alla fine mi sono un po' lanciato e sono contento anche di questo. Il cartello del ritorno indica Passo di Campogrosso a mezz'ora e devo dire che la mia camminata odierna volge al termine e sono soddisfatto. Questo mi viene da dire in questo momento, poi raccoglierò i pensieri e se raccolgo qualcosa di interessante ve lo propongo. Intanto di interessante ci sono questi scorci che a mio parere sono veramente qualcosa di incredibile. Il Veneto al confine col Trentino è qualcosa di meraviglioso. Dai, a più tardi. Eccomi tornato dal rifugio Fraccaroli al rifugio Campogrosso, con tutte le mie pause, tutte le soste anche per i video, così tutto ci ho messo 6 ore. Adesso non voglio assurgere all'Olimpo dei camminatori, però credo di essere stato abbastanza bravetto e dai, questa giornata è passata veramente all'insegna della buona aria, delle buone atmosfere, dei paesaggi incantevoli. Spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, lasciate i like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere che ne pensate, insomma, dai, anche di questa passeggiata che consiglio veramente a tutti. L'importante è essere un po' allenati, avere un po' di gamba, se no qui ve la fate lungo il sentiero. E io con questo vi saluto, alla prossima.